Rimaniamo nell'ambito musicale, maestro, rimaniamo nell'ambito musicale perché parliamo di un artista che in Italia ha avuto tanto successo ed è ancora straordinariamente energico, va in giro, sta per partire per gli Stati Uniti. Guardate insieme a me queste immagini. Chi vuole con le donne aver fortuna non deve mai mostrarsi innamorato. Dica alla bionda che ama più la bruna, dica alla bruna che dall'altro è amato. Beh, qualcuno fra voi lo ha sicuramente riconosciuto, qualcuno avrà riconosciuto la faccia, qualcuno avrà riconosciuto questa voce inconfondibile. Quello è uno dei cantanti che in Italia ha spopolato negli anni 50, ha portato al successo tante canzoni, ha partecipato a tanti festival di Sanremo, è stata veramente un'icona della canzone italiana degli anni 50. Oggi lui di anni ne ha 80 e sta, come ho detto, per partire per gli Stati Uniti per una lunga tournée da costa a costa in America, dove è ancora apprezzatissimo e conosciutissimo e dove ha cantato tante volte quando era giovane. E oggi, prima di partire, è qua con noi in piazza. Salutiamolo con un grande applauso, Narciso Parigi! Narciso! Allora. Come stai? Grazie, grazie. Che piacere averti qua. Che piacere! No, ma... Indegnamente il maestro Mazza, Fiordaliso. Complimenti, i suoi anni li porta benissimo, La cieca di Sorrento. Bravissimo. Astrologo forte. Grazie, Sono messaggi spalle. Viene meglio. Grazie. Grazie, mi avete commosso, mi avete commosso. Ma io non merito tutto questo. Accomodati. Grazie, 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 grazie. Vieni. Che vuol dire essere bello? Oh. Ma sai che sti ragazzi, Questo è tutto, buoni che me lo commuovete. ragazzi, questo è tutto merito della vecchiaia. Io vi ringrazio, ma... Grazie. La vecchiaia, intanto tu ci devi Grazie. ci devi ancora arrivare alla vecchiaia. Ma Ci devi ancora arrivare. siamo alla vecchiaia. all'autunno. Ma è merito, diciamo, di una lunga carriera, di una carriera bella, Sì. di una carriera che ti ha portato in giro per il mondo, che ti ha reso popolarissimo in giro per il mondo, ti ha reso anche più bello. Ti guardavo in quelle immagini là, sei più bello adesso. Perché sì, perché prima non mi truccavo, ora invece sono andato al trucco e mi sono truccato. Sei più bello. Prima eri un po', ecco, guarda, questa è una foto. Insomma, Una foto di quando, degli anni 50. ma quello di lo quegli sono anni. io, No, chi è? è mio figlio. Sì, tuo figlio. Quello sei te, come ti abbiamo visto prima in quelle immagini che sono tratte da una trasmissione del 1965, la prova del 9, una delle tantissime trasmissioni dove tu sei stato. Quando ero in Rai fisso, Quando eri sono sempre. stato tanti anni in Rai e devo dire, io non so, ma io alla Rai devo tutto, perché la Rai mi ha dato la possibilità, io vengo da un paese, da un piccolo paese, ho vissuto sempre a Firenze, ma grazie alla Rai ho potuto girare il mondo. Poi anche allora con non c'era che la Rai. non c'era solo la c'era Rai, solo sì, la Rai. grazie. Però la Rai è sempre stata attenta. Mi ha dato tutto, mi ha alla dato musica, tutto. alla canzone. C'erano tante trasmissioni dedicate alla musica, dalle canzonissime. Sì, io sono stato con le più grandi orchestre, con Francesco Ferrari, con Carlo Savina, con Vito Cervioli, sono stato con le più grandi, con Olivieri, con Calvi, con Bari, ma ho avuto con Righello, ma ho avuto dalla Rai, ho avuto la possibilità, così come non avevo voglia di far nulla, avevo poca voglia di lavorare. Con la Rai ho il fatto di cantare. Senti, ma ecco, capito? quando si facevano queste trasmissioni
c'era sempre, non nasceva, perché noi italiani siamo fatti così, no? Coppi e Bartali, sì. c'è sempre una rivalità. Sì. Il tuo rivale chi era? Quello con cui Ma io non ho mai avuto rivali, cioè nel senso non ho mai pensato ai rivali, ho pensato all'amico. Io ero amico con Claudio, ero amico con tutti, con Carboni, con Tajoli, con Natalino, con tutti, anche perché dicevo ma c'è posto per tutti, eravamo... Eh beh, è vero, perché Io la poi prima tutti- persona che ho conosciuto, che ho ritenuto un grande amico è stato Ravagliati, penso. Ah, il grande Alberto. Grande Ravagliati Grande Alberto Ravagliati. che io ero ragazzino e lui era già arrivato e mi ricordo, mi disse oh dammi del tuo, ma io non... Anche Spadaro, no? Che Spadaro mi ha insegnato a ridere anche col sangue trafitto da dispiaceri, no? Col cuore, non col sangue. Certo. E diceva ricordati, al pubblico non gliene importa nulla se c'hai un dolore, quando sei davanti al pubblico devi ridere. E voi siete stati molto amici con Con Spadaro. Spadaro, sì. Spadaro mi ha insegnato prima di tutto stare in scena e poi io a Spadaro volevo molto bene e lui voleva molto bene a me. E beh, lui è stato poi, lo chiamavano lo chansonnier, no? Perché Sì. è stato uno dei primi che non si limitava a cantare, ma No. teneva anche la scena, era facevamo capace degli- di galvanizzare. Sai, il pubblico. andavamo continuamente a cantare dai pazzi, io e Edoardo. Negli istituti allora c'erano i manicomi, no? E andavamo io, Spadaro e Silvio Gigli. Ah, il grande Silvio Gigli. Andavamo. E poi quando Sorella Radio. facevamo, no, Sorella Radio con la Boncompagni la facevamo, sì, anzi me la ricordo bene, ma quando andavamo in questi ospedali, diciamo dove c'erano i pazzi, quando tornavamo a casa mi faceva Spadaro, senti ma te che ci credi? Che dicevo io, mi davo. Per me, ma che pensi siano tutti pazzi? Per forza, dice ma per me lo fanno apposta, perché stava bene, no? Facevano finta. Senti, io citavo prima vabbè, la lunghezza intanto della tua carriera, perché è vero che tu hai 80 anni, ma è anche vero che hai cominciato molto giovane. A 16 anni entrai alla radio, 16 anni. 16 anni e mezzo. E quando si accorsero che ero così giovane non potettero più mandarmi via perché avevo già avuto dei successi lì a Radio Firenze. Io sono entrato nel settembre del 44 alla radio e c'erano gli alleati, c'era un direttore americano della radio e il primo mio direttore italiano, guarda caso, è stato Silvio Gigli, che era direttore a Radio Il vostro Firenze. amico Silvio Gigli, che ha accompagnato anche lui tante generazioni di E ascoltatori. io lo ritengo, l'ho ritenuto una persona, sempre una persona di Straordinaria. un'intelligenza enorme. E lui è vero, lui è uno che ha scoperto tanti talenti, tutto, poi è tutto, uno che ha portato da tutto. sordi a Pippo Baudo, insomma, ecco, Sì, Silvio sì, era molto capace Silvio era bellino, intravedere. io li volevo bene anche a Silvio, anche a Gigli, lo volevo molto bene. Sì. Senti, ma parlavo prima di Sanremo, no? Quelli erano gli anni in cui Sanremo cominciava a farsi conoscere, prima la radio, poi sarebbe arrivata la televisione. Tu quanti ne hai fatti? No, io ho fatto 2 festival, però ho fatto il primo festival della canzone italiana con la radio, lo facemmo a Viareggio nel 48. Facevo il festival della canzone italiana a Viareggio nel 1948, poi alla capannina di Marco Polo. Poi Viareggio si è fatto portare via tutto da Sanremo E tu, ma tu lì non hai mai cantato a Sanremo? Sì, ho cantato nel 55 con chi un'altra volta, 2 volte. In Nel coppia o da 55 coppia con Claudio, con Villa con Claudio e Villa, con Natalino 8. È Natalino. Per Cinquantatella e CCUC. Poi nel 62 coppia... Sì. CCUC. E Tu qua poi parli, capito? Col comitato che è una antologia. Formidabile, che lui sa sa tutto però, le canzoni. veramente. Io Adesso che oggi, voi non ci dischi a crederete, 78 giri le ma io sente, stamani lo stavo dicendo alla signora, alla Marinella, stavo dicendo, io stamani sono venuto qui alla radio, no, alla televisione, ma mi sono ritrovato in famiglia come ai vecchi tempi. Non è vero che è cambiato, è ancora una famiglia. No, è l'atmosfera, ma È poi ancora una famiglia.
io vi dico, stamani io mi sono commosso. Sì, ma ho la ritrovato televisione quell'atmosfera. è un po' così. Quasi tutte le trasmissioni sono come delle famiglie, alcune sono famiglie rovinate, altre sono famiglie felici, però... È prontissimo. Però È sono proprio tutte un po' delle... prontissimo. La nostra, grazie a Dio, è una famiglia Una felice. famiglia, veramente. È una famiglia dove ci si Veramente, vuole bene, dove si va veramente. d'accordo. È importantissimo. E dove soprattutto ci fa piacere incontrare amici, persone che ci hanno regalato emozioni, successi, canzoni belle come hai fatto te. Ma noi siamo andati a scartabellare. Vediamo, guarda, abbiamo delle altre immagini che sono sempre intorno a quegli anni, credo. Sempre di intorno figliolo, a... Ecco, guarda, il tuo figliolo, guarda mai un antico stornello me l'ha detto, se tu dimenticare non potrai la prima volta ch'io ti strinsi al petto. Ecco, questa è una specie di antenato dei video musicali. Poi questa canzone la feci in radio con l'orchestra Ferrari, la facevo ritmata. Ecco qua, questa è una Ecco, cosa. vedi, questa è... Una cosa. Tu sei quello a sinistra nel cerchietto. Oh, ma poi vorrei ricordare che Narciso Parigi, insomma, intanto cantante, musicista, tu suonavi la tromba, la fisarmonica. Un po' la fisarmonica, la tromba l'ha comprata un cerciaio senza pistoni, suonavo tutte le canzoni però, senza... E poi perché ci avevo avuto il nonno io, Panerai, che si chiamava Narciso Panerai, io porto il nome di mio nonno, ed era il maestro della banda del paese e suonava la cornetta. E Allora quindi hai ereditato anche da lui. Ce l'ho ancora. Poi, siccome è appunto un bell'uomo, Narciso, e cantava bene, all'epoca poi funzionava questo connubio fra cantanti e cinematografo. Tu hai fatto parecchi film come attore. Sì. Ma parecchi ne hai fatti, più di Ho fatto parecchi film come attore pessimo, ma però insomma l'ho fatti. Non ti preoccupare, ho fatto qualche film, ha avuto successo, Terra Straniera. Hai citato anche Mike Buongiorno nel cinema. Sì, l'ho visto. Ho visto anche i miei film, purtroppo. Se non li avevo visti era meglio, ma non li ho visti. E ce n'è uno che ti ricordi con più affetto di questi film? Devo dire A Marte il mio destino, che c'era la Lilla Rocco, la Franca Rame e la Maria Pia Casilio. È stato un periodo bello perché ecco, c'era... eccolo qua, guarda, abbiamo, ma qui non ci sì, manca niente, abbiamo il manifesto, pensa un po'. E chi ricordo Dario, anzi vorrei approfittare per mandare saluti a Franca Rame e a Dario Focchi, è una vita che non li vedo. Come no, guardalo là, circondato di belle donne. Senti, dicevo all'inizio, quando ti ho presentato, dicevo che ora stai per ripartire, te ne stai per riandare in America, una tournée lunga. No, ma non lunga, perché io l'ho detto a luglio voglio andare un po' al mare. Perché sennò mia moglie mi lascia, ha detto che mi lascia. Però, insomma, non è neanche cortissima, vai dalle due sponde. No, faccio una ventina di spettacoli. Ti pare poco? Ma non è poco, perché poi a stare 2 ore in scena, perché io la voce ancora, insomma, mi arrangio, ma le gambe... vabbè, certo, ci vuole... 2 ore di scena sono tante, però... Ma so che tua moglie non era tanto d'accordo che tu andassi, per la verità, vero? Sono tutti contro in casa mia moglie, i miei figli, vogliono, dice, babbo, devi smettere, devi stare a casa con la mamma. Sì, io sto con la mamma, però dopo un po', quando sono stato poi... certo, ma dopo una mezz'ora... Bisogna che vada via. Guarda, questa è la foto del tuo matrimonio, foto del tuo matrimonio, questo qua. Sì. Sei tu elegantissimo, Questo c'è tua moglie e c'è Gino Bartali, che era presente. Grande Gino, di cui abbiamo parlato con il figlio. Grande amico, il figlio mi ha detto di salutarti. Grazie. Mi ha detto di salutarti te. Abbiamo ricordato proprio qui con il figlio. Sì, me l'ha detto, l'ho visto l'altro. Però siccome tu sai, noi non crediamo mai sulla parola a nessuno, no? Tu hai detto, io la voce ancora, ce lo devi dimostrare. Che
Dobbiamo, che la voce è ancora... Io ve lo dimostro. Scherzo, Speriamo. invece vogliamo proprio il piacere di riascoltarti. Va bene, E siccome va a te, giusto, prima parlavamo delle canzoni, delle tue versioni swingate, perché eri anche sì, molto perché bravo io nello swing, ho oltre che nel ho melodico. fatto molto, quando ero negli Stati Uniti ho fatto con tante orchestre americane alla Paramount, ho fatto tanto swing. Certo, e ancora ce l'ha perché lo swing No, ora- uno ce l'ha nel sangue. Ora Allora, grazie. Narciso ha preparato una canzone, vieni, ti porto dal maestro Mazza. Mazza, bravissimo. Ha preparato una canzone molto carina che è Angelina. Sì. Che se non sbaglio poi è stato portato al successo anche da Luis Prima. La cantava Luis Prima che è nata a Poi- Castelterme, diciamo le cose come stanno, non lo volevamo dire sta cosa, è il suo Sì, concittadino. sì, E allora, noi siamo felicissimi di ascoltare dalla voce Allora, bellissima di Narciso con Parigi, l'aiuto del maestro Mazza, Angelina! con tutti i ragazzi. Quando mi sorridi tu non capisco niente più, Angelina. Angelina, sei diventata un'ossessione mia. Se ti guardo più non so se mi ascolti oppure no, mio tesoro. Ma sorridi soltanto quando dico io t'adoro. Ti voglio bene, Angelina del mio cuore. Ti voglio bene, perché sei tutto il mio amore. Ed un bacione ti darò, cara piccina. Oh, Angelina, quando io ti sposerò. Quando mi sorridi tu non capisco niente più, Angelina. Angelina, perché come tu non sei più carina. Su decidi, oh cara mia, il mio cuore tu tormenti, oggi sì, domani no. E certo che ti sposerò. Bravo Narciso Parigi! Grazie di cuore. Questo è difficile. Non è grazie. Allora facciamo Sempre canzoni meglio, facili. un grande in bocca al lupo a questo giovanotto di 80 anni che sta per Ma che 80 partire. anni? Ancora non ce l'ho. Ancora non ce l'ha, ma mancherà mezz'ora. E lo insomma. scriva, no. No, per il resto Benigni ha vinto l'Oscar del 99. Mi sembra 10 minuti, è passato 7 anni. Che fra 5 minuti ci sono 80. 5 no, ma è qua dentro che lui ne ha sempre 20 e porterà questa bella voce e questa sua bella giovinezza artistica in America. Noi facciamo tanti auguri. Grazie. Fortunati americani. Grazie. Che potrete assistere a questa Grazie. tournée che spero è fortunata. Saluto tutti. Torna a trovarci. Grazie. Ti faccio un Bravo! grande Buona tournée! Narciso Parigi, grandissimo. Na 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 na. Angelina! Allora, noi dobbiamo andare al Gran Bazar, abbiamo festeggiato un grande artista italiano. Gran Bazar!